Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Fermato a Lanzarote il presunto aggressore di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana, ridotto in fin di vita dopo una lite in un bar. Al tempo nel catanese, grandine, allagamenti nella notte, San Giovanni La Punta, Trecastagni e Gravina tra i comuni più colpiti, esondato il torrente a Torre Archirafi, 2 trombe d'aria nel Messinese. Catania verso Sant'Agata da domani e fino a giovedì su Antena Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web, 50 ore di diretta per raccontare la festa. Il segretario generale della CEI, Monsignor Baturi, torna sul caso dei presunti abusi sessuali che scuote la diocesi di Piazza Armerina. Durante la trasmissione il punto assicura: non stiamo con le mani in mano. A Palermo, per sorvegliare gli autobus e l'incolumità dei conducenti, l'AMAT mette in campo le ronde. In arrivo nuovi mezzi e altri 100 autisti. I Tre Moschettieri conquistano Palermo, grande successo per l'opera pop con le musiche firmate da Jody Tonno. Stasera replica a Catania. Calcio, fra poco Catania in campo contro il Cerignola, la partita in esclusiva e in chiaro sarà trasmessa su Telecolor a partire dalle ore 14. Ieri vittorie casalinghe per Trapani e Messina in Serie B, Palermo scatenato sul mercato. Ancora buongiorno. Fermato a Lanzarote nelle isole Canarie il presunto aggressore di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana, ridotto in fin di vita dopo una lite in un bar. Il ragazzo in questo momento è ricoverato in terapia intensiva. Laura Spanò. Hanno subito una svolta le indagini sulla brutale aggressione di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana aggredito e ridotto in fin di vita. Un uomo è stato fermato ieri sera poco dopo le 23 a Lanzarote, una delle isole delle Canarie, da agenti della Guardia Civile come presunto autore dell'aggressione a Salvatore, che attualmente si trova ricoverato in coma nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale universitario di Gran Canaria, dottor Negrin. Il sospettato, del quale non sono state fornite le generalità, in queste ore viene interrogato dalla Guardia Civile, che indaga sulla brutale aggressione avvenuta lo scorso 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell'isola delle Canarie. Salvatore Sinagra ha una frattura cranica e lesioni profonde, è in coma e le sue condizioni sono gravi. Nelle ultime ore, ha spiegato il papà Andrea, arrivato sull'isola per stare con suo figlio, gli hanno riscontrato anche un'infezione ai polmoni come conseguenza del quadro clinico. Lo hanno bombardato di antibiotici e sta reagendo. Le indagini hanno avuto un acceleramento grazie anche all'interessamento da parte delle autorità consolari italiane che si erano messe a disposizione della famiglia Sinagra. Ora bisogna capire il movente. Parte dell'aggressione era stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza del locale, anche se le immagini non erano molto nitide. La telecamera esterna infatti non è fissa, ma di quelle che ruotano, e ha filmato solo le parti finali dell'aggressione. Eccezionale ondata di maltempo in queste ore si è abbattuta nel catanese, pioggia e grandine fino ai paesi dell'Interland pedemontano. A Torre Archirafi invece nuova esondazione del torrente Babbo. Il servizio di Tonino De Mano. La provincia di Catania in arancione per l'allerta meteo di protezione civile e in bianco per l'eccezionale grandinata che ha colpito i paesi pedemontani. Strade ricoperte di ghiaccio e disagi per gli automobilisti, per alcuni in via Fisichelli a San Giovanni La Punta, a cui si riferiscono le immagini, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Polizia municipale impegnata a disciplinare il traffico in una zona già interdetta per lavori di reggimentazione delle acque. Imbiancati anche Trecastagni, Pedara, Gravina di Catania e Tremestieri e Tenneo. La pioggia incessante, caduta prima dell'alba, ha allagato alcuni tratti della tangenziale di Catania e diversi punti della A18 e della statale 114. A Torre Archirafi è nuovamente esondato il torrente Babbo, con la via Simone Grasso trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Esasperati i residenti, che per alcune ore sono rimasti con il fiato sospeso, ricordando l'alluvione del 13 novembre scorso che aveva trascinato in mare diverse autovetture. A distanza di 2 mesi la storia si è ripetuta. Non accetto il fatto che in un posto già colpito per la seconda volta
da questo evento calamitoso non si riesca ad intervenire in modo deciso ed evitare possibilmente altre disgrazie. Un territorio fragile ed ancor più vulnerabile quello adiacente al torrente Babbo, nel cui alveo erano in corso gli interventi per rimuovere un enorme tubo che serviva per convogliare le acque. Abbiamo cercato subito di arginare appunto il problema dell'acqua che si è infilata sotto al tubo e lo ha sollevato di quasi 1,5 metri, quindi il tempo necessario che ci vuole. E teniamo presente tutti quanti, il tubo è stato interrato negli anni 90, anzi negli anni 80 da quello che mi risulta, ci sono state prima del 13 novembre altre 2 alluvioni, non si era mai intervenuto. Madre Natura, che si riappropria sempre del maltolto, ha fatto prima, facendo capire che con i cambiamenti climatici non c'è più tempo da perdere. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti. Maltempo e danni anche nel Messinese, eolie isolate da ieri pomeriggio, ma le condizioni meteorologiche, secondo gli esperti, miglioreranno nelle prossime ore. Emanuela Corsi. Il maltempo colpisce di nuovo la Sicilia, dove da ieri sera e soprattutto nelle prime ore del mattino si sono abbattuti nubifragi e grandinate. Le aree più colpite il Messinese e il Catanese, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione fino a mezzanotte, gialla nel resto dell'isola. Un vortice di bassa pressione in risalita dalla Tunisia ha raggiunto il canale di Sicilia, dove si è intensificato. La perturbazione associata ha portato piogge temporali anche intensi. Qui siamo nel Messinese, colpito da 2 trombe d'aria. Guardate, ce ne sono 2, uno lì e uno qui. Sempre a Messina un fiume è esondato nel villaggio collinare di Santo Stefano Medio. Allagamenti e smottamenti a Giampilieri e Scaletta, dove i residenti sono impegnati a ripulire abitazioni e strade da acqua e detriti. Problemi anche sulla A18, dove cascate di fango si sono riversate sulla carreggiata. Una situazione che secondo gli esperti però è destinata a migliorare nelle prossime ore. Domani al mattino avremo ancora qualche residua pioggia, soprattutto sulla Sicilia nord-orientale, poi la situazione è destinata a migliorare con l'apertura di maggiori spazi di sereno. Il meteo concederà una tregua di 2 giorni su Catania in coincidenza delle celebrazioni agatine, ma un peggioramento potrebbe verificarsi nella giornata di mercoledì. Da mercoledì è previsto un altro peggioramento, però parliamo di un peggioramento di entità più lieve, con qualche annuvolamento e qualche pioggia che potrebbe bagnare a carattere localizzato il Catanese. E vedremo cosa succederà intanto da domani a partire dalle 10 su Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web. Prenderà il via Devoti Tutti, una maratona di 50 ore in diretta per raccontare con immagini e voci la festa di Sant'Agata. Molte le novità quest'anno nel rispetto dei devoti che ci seguiranno da tutto il mondo. Il servizio di Roberta Lunghi. Ancora poche ore e poi sarà Devoti Tutti. L'attesa maratona televisiva su Antenna Sicilia, Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it, che permetterà di seguire la festa di Sant'Agata nelle 4 giornate dal 3 al 6 febbraio, prende il via proprio domattina alle 10, con in diretta l'uscita della carrozza del Senato e la processione per l'offerta della cera. Dalle 19 i fuochi e lo spettacolo musicale in Piazza Duomo. Il 4 dalle 5 del mattino la messa dell'Aurora e il giro esterno di Sant'Agata. Il 5 febbraio sarà la volta del giro interno del Fercolo con l'imperdibile processione in Vietnea, i fuochi del borgo, la salita di San Giuliano, le suggestioni del canto delle monache benedettine e il rientro in cattedrale. Sarà uno sforzo produttivo senza precedenti, volto a incontrare il desiderio del pubblico collegato in tutto il mondo di poter vedere e seguire Agata in tutte le fasi di una processione commovente dove si concentra il cuore dei devoti catanesi e l'ammirazione generale. Saranno aumentate a 50 le ore di diretta, con un arricchimento di contenuti inediti sui social. Tra le novità dell'edizione 2025 la possibilità di seguire la processione del giro interno del Fercolo del 5 febbraio anche in piena notte. Più festa dunque, pochissime e brevissime interruzioni pubblicitarie, una scelta editoriale precisa nel rispetto dei devoti, dei telespettatori e dei partner commerciali. E poi la risposta certa alla consueta domanda: unni è a Santa? In tempo reale, con assoluta precisione, collegandosi alla siciliaweb.it, basterà infatti cliccare sull'apposito banner che aprirà una mappa del percorso segnalando la posizione del Fercolo.
18 anni fa, fuori dallo stadio Massimino, durante il derby Catania-Palermo, gli scontri e la morte dell'ispettore Filippo Raciti. Sono trascorsi 18 anni appunto da quell'evento che ha segnato il mondo del calcio e certamente l'intera città. Il servizio di Simone Mazzoni. È il 2 febbraio 2007. Allo stadio Angelo Massimino si gioca il derby tra Catania e Palermo. Si scaldano gli animi, si accendono i toni, cominciano scontri feroci tra le tifoserie. L'ispettore capo della polizia Filippo Raciti quella sera in servizio interviene per dividere gli ultras insieme ai colleghi. Si trova all'esterno dello stadio quando all'improvviso viene colpito a morte. Per l'omicidio preterintenzionale finiscono in carcere Antonino Speziale e Daniele Micale, condannati in via definitiva rispettivamente a 8 anni e 8 mesi e a 11 anni di reclusione. Speziale viene scarcerato nel 2020, Micale torna invece in semilibertà poco prima del Natale del 2018, dopo aver scontato oltre metà della pena in carcere a Catania, con un residuo di meno di 2 anni. Secondo la ricostruzione dell'accusa, quel giorno diversi tifosi del Catania avrebbero tentato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine, creato per impedire il contatto con i sostenitori della squadra avversaria. Durante gli scontri Speziale e Micale avrebbero lanciato contro gli agenti un sottolavello in lamierino che, colpendo Filippo Raciti, gli avrebbe provocato una lesione mortale al fegato. Il decesso dell'ispettore, all'epoca quarantenne, avviene dopo il ricovero dell'ospedale Garibaldi. Da quel giorno la vedova dell'ispettore, Marisa Grasso, ancora profondamente ferita da quel dolore, si batte contro la violenza negli stadi in nome del marito. Il caso dei presunti abusi sessuali che scuote la diocesi di Piazza Armerina continua a far discutere. La Chiesa rompe il silenzio con le parole di Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, che durante la trasmissione Il Punto assicura: noi non stiamo con le mani in mano. Intanto il vescovo Gisana attende il processo per falsa testimonianza. GR Italia. Vicende come queste ledono la credibilità degli uomini di Chiesa, ma non stiamo con le mani in mano. Con queste parole, Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha affrontato ieri, durante la trasmissione Il Punto, il caso di abusi sessuali e dell'insabbiamento che scuote la diocesi di Piazza Armerina. Una posizione netta la sua, che arriva dopo giorni di silenzio e ribadisce l'impegno della Chiesa nel fare luce sulla vicenda. Baturi ha espresso la vicinanza della CEI alle vittime e la necessità di accertare la verità, garantendo la piena collaborazione con eventuali iniziative del Vaticano. Noi stiamo affrontando il tema, pensi che nei 2 anni di Covid abbiamo coperto tutto il territorio nazionale con i centri di ascolto e i servizi per la formazione degli operatori per la tutela dei minori. Solo in quegli anni del Covid 2000 e 2022 abbiamo formato più di 20.000 persone in tutta Italia. Naturalmente poi lo sforzo ha continuato e continua ancora. Lo faremo anche con degli studi, con la formazione, partecipiamo a un tavolo governativo sul tema in modo che il nostro sforzo si sappia connettere con lo sforzo delle altre componenti della società. Un tema che secondo il segretario generale della CEI va affrontato con ogni mezzo perché ormai è divenuto un problema globale. Non è un problema solo per la Chiesa, è un problema della società, anzi statisticamente bisogna riportare le cose nella loro giusta dimensione, ma noi un solo caso è di troppo e quindi faremo ogni sforzo, ma lo vogliamo fare insieme a tutta la società. Nessun commento diretto invece sulla posizione del vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana, rinviato a giudizio per falsa testimonianza nel caso che coinvolge Don Giuseppe Rugolo, ma la Chiesa sembra avere i riflettori puntati sulla diocesi siciliana. Nei giorni scorsi, infatti, la Santa Sede ha inviato l'arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli, come visitatore apostolico per valutare la situazione e riferire direttamente a Papa Francesco. Intanto il vescovo Gisana si dice sereno e attende l'inizio del processo a maggio. Tuttavia la sua posizione si complica anche alla luce della condanna espressa da diversi vescovi siciliani. Dal 4 al 10 febbraio, cambiamo argomento, sarà celebrata la giornata della raccolta del farmaco del banco farmaceutico, con un dato che emerge, che la povertà sanitaria è in aumento e c'è chi evita anche i controlli e le visite. Il servizio di Francesco Triolo.
Sempre più persone vivono una condizione di povertà sanitaria e in un caso su 5 sono bambini e ragazzi. I dati vengono fuori a qualche giorno dall'inizio della 25esima settimana della raccolta del farmaco che si terrà in tutta Italia. Nel 2024 oltre 463.000 persone, una media di 7 residenti su 1.000, si sono trovate a dover chiedere aiuto ad una delle 2011 realtà assistenziali convenzionate con il banco farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che altrimenti non avrebbero potuto permettersi. Il dato è in aumento dell'8,43% rispetto al 2023, quando le persone in povertà sanitaria erano 427.000. La povertà sanitaria purtroppo è in continuo aumento. Noi ogni anno stiliamo dei rapporti e questi rapporti ci dicono che ogni anno aumenta. Purtroppo il banco farmaceutico è nato proprio contro la povertà sanitaria, perché il bisognoso non debba scegliere tra mangiare o curarsi. In Sicilia lo scorso anno sono state quasi 42.000 le persone assistite dai 114 enti beneficiari della raccolta del banco farmaceutico, 30.870 i farmaci raccolti in 310 farmacie. Ma chi sono i poveri sanitari? Prevalentemente uomini, il 54%, e persone in età adulta tra i 18 e i 64 anni, pari al 58%. Ma resta significativa la quota dei minori, che sono 102.000, il 22%, più degli anziani, che corrispondono al 19%, 88.000. Considerando le condizioni di salute, i malati acuti superano in misura consistente i malati cronici. Le difficoltà riguardano anche le famiglie non povere. I dati più recenti di Istat rilevano che complessivamente 4.422.000 famiglie hanno cercato di limitare la spesa per visite mediche e accertamenti periodici di carattere preventivo. A Palermo, ronde serali a protezione degli autobus. L'AMAT si tutela dopo le aggressioni agli autisti e le sassaiole contro i mezzi. In arrivo intanto nuovi autisti, saranno 100, e altri autobus. Marco Gulla. Da un lato ci sono le aggressioni agli autisti e le sassaiole contro i mezzi, dall'altro invece l'AMAT si potenzia con l'assunzione di 100 nuovi autisti e l'arrivo dei bus elettrici in circolazione a Palermo già da domani. Dopo le sassaiole ripetute ai danni dei mezzi, i vertici dell'azienda di trasporto pubblico hanno deciso di dare un segnale alla città, agli autisti che rischiano ogni giorno sulla propria pelle, pensando a delle ronde serali che possano quindi essere di supporto per evitare aggressioni ed episodi di violenza, come già successo diverse volte. Per porre fine a questa serie di violenza, posto che la sicurezza nel trasporto è una componente assolutamente essenziale, abbiamo pensato di far accompagnare i nostri autobus nelle zone della città più delicate da una ronda che assiste l'autobus lungo il percorso nelle ore serali e tardo pomeriggio. Ma AMAT si potenzia, a breve il concorso per 100 nuovi giovani autisti. La boccata d'ossigeno per l'azienda arriva anche grazie a 27 nuovi autobus elettrici di 8 metri che da domani, dopo mesi di attesa, percorreranno alcune linee. Sono dei veicoli abbastanza piccoli di 8 metri che quindi ci permetteranno in modo molto agevole di coprire i percorsi proprio del centro della città, servendo gli utenti, non inquinando, e quindi questo è per noi un grande motivo di orgoglio, soprattutto in questo momento in cui l'azienda ha ritrovato serenità anche da un punto di vista economico, finanziario, e questa è una cosa molto bella. Nei prossimi mesi se ne aggiungeranno altri per coprire altre zone del capoluogo. Ieri a Palermo, cambiamo argomento, il successo del musical I Tre Moschettieri opera pop. Jody Tonno firma le musiche originali per uno spettacolo che garantisce occhi lucidi e grande emozione. E stasera si replicherà a Catania, il servizio di Roberta Lunghi. Da brivido attende il pubblico catanese con il bis di un pezzo coinvolgente che diventa ogni volta un inno al cuore dello spettacolo, lasciando il pubblico con la voglia di ascoltare e rivivere ancora le gesta dei Tre Moschettieri. È un cardinale col breviario, ad ogni amore il suo calvario. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, al rientro, spazio al calcio.
Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio con le siciliane, partiamo dal Catania che metterà subito in campo nella partita di oggi contro l'Audace Cerignola tutti i nuovi acquisti. Il Catania un impegno che vale molto non solo per la classifica ma anche per il morale, la partita trasmessa in diretta su Telecolor. Tonino De Mana. A poche ore dalla firma, subito convocati Allegretto, Frisenna e Dalmonte e probabilmente in campo perché mister Toscano ha bisogno anche di loro. Contro l'Audace, di nome di fatto Cerignola, il Catania cerca punti per dare un seguito alla vittoria casalinga sul Giuliano ed un senso alla sua tribolata stagione vissuta sull'altalena per svariati motivi. La nuova rivoluzione è ancora in corso, il mercato si chiuderà lunedì sera, ma incombe l'attualità di una partita fondamentale per la classifica ed il morale. Partita che sarà trasmessa in esclusiva quindi in diretta e in chiaro su Telecolor, un altro regalo per gli appassionati di Fede Rossazzurra. Vecchi e nuovi sono stati a rapporto dal patron Pelligra che li ha incontrati nel corso della rifinitura a mister Bianco. Mister Toscano darà fiducia a Di Tacchi e Guglielmotti, tra i migliori contro il Giuliano, e si affiderà all'esperienza di Dalmonte. L'ex salernitana, considerata l'assenza di Stoppa, è una valida opzione a Gimenez nel 3-4-2-1. L'alternativa è la conferma della formula con 2 punte con Montalto ad affiancare l'intoccabile inglese. In difesa probabile maglia da titolare per Del Fabbro, tra i pali confermato Dini. Calcio d'inizio alle 15, ma già alle 14 vi aspetta diretta stadio con le voci dei protagonisti del pre e post gara. Partita in chiaro ed in esclusiva per un appuntamento da non perdere. Differita integrale lunedì sera dopo la diretta dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata che Antenna Sicilia e Telecolor vi racconteranno con una lunga ed imperdibile maratona televisiva. Sempre in Serie C, vittorie casalinghe per Messina e Trapani, i giallorossi hanno superato per 2-1 il Latina dimezzando lo svantaggio in classifica, 4-2 invece dei Granata sul Potenza con la tripletta di Anatriello, il servizio di Sergio Colosi. Vince il Messina del nuovo corso, ma a segnare la vecchia guardia. Il 2-1 sul Latina, firmato da Luciani e Garofalo, matura in rimonta dopo il rigore di Peterman. La squadra di Banchieri, 4 punti in 2 gare, trascinata da Crimi, non è brillante, ma prima del riposo pareggia sempre dagli 11 metri con Luciani. Ritmi ancora più bassi nel secondo tempo. Meglio il Latina che mantiene l'iniziativa ma crea pochi pericoli. Ancora meno la formazione peloritana che però sull'asse Buchel-De Sena costruisce l'assist vincente per Garofalo. C'è tanto Messina nella vittoria del Trapani sul Potenza, che ha segnato l'esordio in panchina di Vincenzo Torrente, tripletta dell'ex giallorosso Gennaro Anatriello, che raccoglie la pesante eredità lasciata da Lescano e risponde sul campo in avvio con il sinistro vincente dell'1-0. Dopo il pareggio di Siatunis con Wikai imperfetto, sorpasso con Anatriello di testa e prima del riposo l'attaccante segna ancora di sinistro. Nella ripresa quarta rete di Ongaro, altro acquisto di gennaio, prima del definitivo 4-2 dell'ex Messina Petrungaro. E adesso in Serie B, Palermo scatenato sul mercato. È fatta per l'attaccante Poyampalo, questa mattina ha sostenuto le visite mediche, in arrivo ci sono anche Audero e Mazzitelli, servizio di Marco Gullà. Se sul campo contro il Pisa è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, sul mercato il Palermo è invece più che attivo. C'è tempo fino a domani alle 24. Intanto è fatta per l'arrivo di Poyampalo. L'attaccante finlandese questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Torino e poi si dirigerà verso Palermo per aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Il Palermo però non si ferma. Nel mirino del DS Osti c'è anche un portiere. Con il Como si lavora per il prestito di Audero. La trattativa è spedita e potrebbe arrivare a breve la fumata bianca. E poi un centrocampista dai piedi buoni, piace sempre più Mazzitelli che al Como non ha spazio. L'affare potrebbe andare in porto proprio a ridosso del gong della sessione di mercato. Osti cerca anche un esterno, ma il tempo, poco, diventa nemico. Intanto i rosanero dopo il capoe interno contro il Pisa hanno già avviato la preparazione in vista del match di domenica al Picco contro lo Spezia. Ci vogliamo tutti un bene dell'anima e questa è la cosa importante, che alla fine si vedranno i risultati, perché con lo spirito di unione e la passione che abbiamo arriveranno risultati importanti. Dobbiamo solo continuare a crederci e sudare, soprattutto perché solo con il sacrificio e la determinazione arriveranno grosse cose.
Questa è l'ultima notizia, a seguire il punto, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti.